per migliaia di studenti in Veneto, nuovo anno scolastico, ma con problemi noti come la mancanza dei docenti in organico e la necessità di accorpare classi per mancanza di studenti. E a pesare anche il caro libri stamattina, i presidi di protesta degli studenti delle scuole superiori in numerosi comuni del Veneto. Ancora migranti in arrivo nelle prossime ore in Veneto. 185 profughi richiedenti asilo sbarcati a Lampedusa saranno trasferiti nelle nostre province. Fuga dalla Lega, non andrà a Pontida ma resta in Lega l'assessore regionale Federico Caner, che oggi ha chiuso la questione ma attacca la linea del partito. Sibilino su Zaia, spero che resti in regione a finire il suo lavoro. Infortunio mortale a Macerata, 64enne cade da un'altezza di 5 metri mentre pota un albero, muore poco dopo in ospedale. Due badanti e un'amministratrice di sostegno assolte dalla pesante accusa di aver circuito un ricco ingegnere padovano deceduto a 99 anni facendosi regalare soldi, pellicce e gioielli. Una lettera a petizione firmata da più di 4.000 veneziani è stata inviata al comitato dell'UNESCO auspicando di inserire la città nei siti del patrimonio mondiale in pericolo. TG Veneto, buonasera, ben ritrovati. Partiamo dal primo giorno di scuola per migliaia di studenti in Veneto, un nuovo anno scolastico ma con problemi ormai noti come i problemi legati al personale ma anche agli studenti che mancano a causa della denatalità. Sentiamo l'assessore Donazzan. È come se avessimo cancellato l'intera cittadina di Tiene, una cittadina da 27-28 mila persone. Sono i dati delle mancate nascite dal 2018 ad oggi, a darli l'assessore Veneto all'istruzione Elena Donazzan per rendere l'idea di quanti alunni in futuro perderà la scuola del Veneto. Un problema, la denatalità, che ha costretto già per questo nuovo anno i dirigenti scolastici ad accorpare classi, generando le cosiddette pluriclassi. Sono numeri impressionanti. A me vengono i sindaci a chiedere di tenere aperte le scuole e cerchiamo di farlo con l'ufficio scolastico regionale, con il Ministero, questo ragionamento di tenere soprattutto le piccole scuole di montagna, le scuole delle isole minori di Venezia, il mondo della scuola del Polesine. Classi che pur accorpate tra prima e seconda non arrivano ai 12 studenti. Sul fronte del corpo docente la scuola veneta parte con il 30% di organico coperto da supplenze, un dato che ricalca quello del personale amministrativo. Per arginare questo fenomeno il Veneto, regione con il miglior dato sulla dispersione scolastica d'Italia, sta lavorando dal 2007 per riformare le procedure di arruolamento del personale. Concorsi per i posti vacanti, per i posti della regione del Veneto su base regionale. Stiamo ragionando per la prima volta con degli atti veri normativi. Tra le sfide più grandi di questo nuovo anno scolastico, chiarisce Donazzan, c'è il sostegno psicologico dato agli studenti, che l'assessore ritiene essere la vera emergenza di questo tempo. Quanti sono i ragazzi che oggi sono seguiti perché è diventata patologia la loro paura, il loro isolamento? Quante sono i percorsi scolastici che dobbiamo attivare dentro i percorsi di psichiatria? È oggettivo che tutti hanno bisogno di essere accompagnati, allora la scuola si è fatta carico anche di questo. E non sono mancate nemmeno le proteste nel primo giorno di scuola, proteste degli studenti medi in tutto il Veneto. Il suono della campanella ha riportato in classe gli studenti dalla primaria alle scuole superiori. Il rientro in classe è stato segnato dai rincari che hanno riguardato anche il mondo della scuola. Per gli studenti delle superiori i costi di acquisto di libri e materiali si aggirano intorno ai 1.300 euro, una cifra che le famiglie devono sostenere e a cui si aggiungono anche i rincari del trasporto pubblico che costa in media sui 500 euro all'anno. Questa mattina all'esterno di molte scuole di tutta la regione sono comparsi striscioni con lo slogan di protesta scelto quest'anno dalla rete studenti medi. Tra i 1.300 euro fino, se ci aggiungiamo le spese anche esterne ma collegate alla scuola. Per esempio, che aumenta. Il pubblico è uno dei problemi più grandi, solo qui a Padova in Veneto è aumentato del 10-15%, si parla di abbonamenti che costano fino a 500 euro, per non parlare degli studenti che magari vivono in provincia, si trovano costretti a prendere l'abbonamento per 2 tratte. A Padova sono 38.000 gli studenti delle superiori che sono tornati in classe. In città il costo del trasporto pubblico è aumentato del 10%, i libri del
3%. E così gli studenti che si preparano alla mobilitazione il prossimo 17 novembre, insieme agli striscioni, hanno anche appeso uno scontrino gigante per mostrare le cifre dei rincari. Nei prossimi mesi appunto proveremo a fare un po' di sensibilizzazione sul tema del costo della scuola, perché nel momento in cui un diritto istituzionale non diventa garantito anche a livello economico ci aspettiamo risposte dalla politica. Dopo un'estate in cui si è passato a parlare di scontrini, dei 2 euro per il taglio dei toast, dei caffè a 3,50 euro sui social e ovunque anche in televisione, appunto abbiamo deciso di utilizzare il modello dello scontrino per presentare un conto al governo e far capire anche che la scuola in questo momento non ce la possiamo permettere. Al via oggi anche le scuole primarie e secondarie di primo livello. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, insieme all'assessore alla scuola Cristina Piva, ha inviato un messaggio di saluto a tutto il corpo docenti e agli studenti, augurando di affrontare con curiosità e impegno il percorso scolastico definito una palestra di vita. Emergenza migranti: 435 dei 700 imbarcati a Lampedusa sul traghetto Galaxy dopo l'approdo a Porto Empedocle saranno trasferiti in altre località anche fuori dalla Sicilia. Saranno 185 quelle che partiranno per il Veneto, altri 250 invece saranno trasferiti in Lombardia. A dare l'avvio al piano di smistamento per evitare che si sovraccarichi l'attenso struttura di Porto Empedocle, dove stamani c'erano 300 persone, è stata la prefettura di Agrigento. Domani mattina 30 minorenni non accompagnati verranno spostati a Rosolini, Siracusa e altri 180 in Campania, dunque 185 arriveranno in Veneto. E siamo alla politica. La fuga dalla Lega: non andrà a Pontida ma resta in Lega l'assessore regionale Federico Caner. Sentiamo. Sì, io resto in Lega. Sul fatto di essere a Pontida francamente non lo so, perché ho molti impegni istituzionali e anche domenica purtroppo, ma questo non significa che il mio spirito non sia là, anche perché ricordo che Pontida per un militante Lega si celebra ogni giorno. Non riesco a capire queste illazioni su un possibile passaggio a Forza Italia da cosa siano dovute, date che non mi risulta che il sottoscritto abbia mai fatto una dichiarazione a nessuno di questo tipo. Evidentemente questi sono continui attacchi che vengono rivolti alla mia figura. Resta, non resta, resta. A mettere fine al tira e molla nei suoi confronti ci pensa il diretto interessato nei giorni in cui la triade di assessori regionali, con lui Roberto Marcato e Giampaolo Bottacin, sono stati sulla bocca di tutti con l'ipotesi destinazione Forza Italia. Caner non va a Pontida e questo è comunque un messaggio chiaro, ma resta in Lega, un punto fermo dopo un silenzio che aveva pesato non poco dopo l'addio di Giampaolo Vallardi e che Caner spiega così. E francamente mi diverto anche a vedere queste situazioni sui giornali, perché io sono costantemente sotto attacco. Insomma, quel chiarimento chiesto ai vertici regionali evidentemente non c'è ancora stato, a partire dal caso dei 40.000 euro di mancati contributi al partito che da tempo gli contesta il segretario Alberto Stefani. E per derimere la questione l'assessore mostra nero su bianco il suo cassetto fiscale. Ricordo che io sono in Lega e in Regione dal 2000 e in questi 22 anni fino all'anno scorso ho versato circa 500.000 euro al partito. Una media di quasi 23.000 euro all'anno. Mi sono sempre preso le mie preferenze, i miei voti, mi sono sempre pagato le mie campagne elettorali e penso di aver sempre portato il mio contributo. A me non risulta nessuna telefonata e nessuna mail, anche dall'attuale segretario, prima commissario regionale, sul fatto che manchino dei versamenti. Allora, se il partito ritiene, o meglio il segretario, da quando è stato nominato commissario e dopo segretario eletto, ritiene che manchino dei versamenti che a me non risultano, faccia una telefonata e ci troviamo dov'è il problema. Sullo sfondo c'è una linea politica che non piace più ai nomi storici ribelli, con l'ombra di non aver potuto partecipare né votare, come assessori regionali, al congresso. È diventato un partito nazionalista, un partito più schiacciato a destra, non sento più parlare o poco o niente di federalismo e di autonomia, investimenti per il ponte di Messina. Io non metto in dubbio che possa essere anche un'opera importante, però lei capisce che da federalista e da veneto convinto, piuttosto che pensare a spendere da 13 miliardi e mezzo per il ponte di Messina, io ho una necessità, 50 milioni di euro per il ponte di Vidor. Io francamente da leghista veneto lo chiedo e lo voglio. Resto in Lega anche per finire il mio lavoro in regione. Spero che pure il governatore Zaia faccia altrettanto, aggiunge Sibillino Caner, viste le sirene di via Bellerio che vorrebbero il numero 1 di Palazzo Balbi candidato alle europee.
Insomma, il pentolone è caldissimo e il nodo dei ribelli, anche se fedeli al Carroccio, è tutt'altro che risolto. Il termometro sarà ovviamente Pontida, sul palco senza Caner e forse qualcun altro, ma, e non sfugga l'ironia, l'assessore rassicura. Ho versato i 700 euro per far sì che il pullman di Treviso possa esserci e portare i militanti della Lega. E rimane invece quasi sicura la notizia del passaggio dell'ex assessore Boron, il padovano Fabrizio Boron, invece in Forza Italia, espulso dalla Lega, lo ricorderete. E restiamo proprio nel padovano, ma questa volta per spostarci a Noventa Padovana. Polemiche e imbarazzo per le parole pronunciate dal sindaco Bano, che in un discorso ufficiale ha parlato del generale Vannacci. Sentite. In un momento istituzionale, con la fascia tricolore, il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, ha citato il generale Vannacci. L'opposizione si dissocia e attacca il primo cittadino per le sue parole pronunciate domenica nel Veronese durante una visita al Sacrario del Monte Baldo a Malcesine, realizzato per ricordare i caduti di tutte le guerre. Bano nel suo discorso parla del servizio militare fatto nei paracadutisti, ricordando quando partì come volontario in Somalia e dove conobbe il generale Vannacci. Un personaggio che oggi è alle cronache dei telegiornali, il generale Vannacci. All'epoca non era generale, ma era capitano ed era con me giù. Ora, qua noi stiamo celebrando una manifestazione ricorrente, però dovremo anche riuscire a trasmettere alle nuove generazioni, al futuro del nostro paese. E invece purtroppo mi trovo molto spesso in grande difficoltà a spiegare ai giovani il sacrificio, il dovere, non solo diritti, ma anche responsabilità, doveri. Poi leggo, vedo quello che sta succedendo, quando qualcuno si permette di esprimere in maniera legittima e democratica un'opinione, un parere, magari anche condiviso dalla stragrande maggioranza, cosa succede? Viene rimosso. Ecco, secondo me io lo trovo assolutamente sbagliato e spero che questo sia uno spunto di riflessione per tutti. Parole non adatte al momento e che creano imbarazzo, visto che un sindaco deve rappresentare tutti quando ha la fascia tricolore, dicono i consiglieri di opposizione Fabio Borina e Alessandro Bisatto, ex primo cittadino proprio di Noventa. In fascia tricolore, in un momento commemorativo organizzato dalla locale sezione dei combattenti reduci, si commemorano tutti i morti in conflitto nelle guerre per difendere la pace, per raggiungere l'obiettivo sancito nella Costituzione, in quel di Malcesine, nel Sacrario del Monte Baldo, e lui se ne esce con una difesa spassionata del generale Vannacci, tra l'altro apostrofato dallo stesso ministro Crosetto come improprio le uscite che ha fatto in divisa, e poi altrettanto dicendo che i giovani hanno solo in mente i diritti, insomma dichiaratamente difendendo Vannacci e in questo modo offendendo, a nostro dire, parte delle persone che erano lì, che si sono subito dimostrate, non confacenti con quanto era stato espresso dal sindaco. La cronaca ci porta nella Marca trevigiana a Candelù. Questa mattina un 64enne caduto da un'altezza di 5 metri è deceduto poco dopo all'ospedale. Sono partito di qua, sono andato subito, così io ricordo cosa succede qui. Era lui che era a terra là, insomma. Mi dispiace proprio. Mamma mia, sono resta male. Sono resta veramente molto male. Via Valiera, Candelù, lungo l'argine del Piave, le 10 del mattino. Romeo Morona, 64 anni, camionista in pensione del gruppo della ghiaia Mosole, stava potando un albero in uno dei suoi terreni quando ha perso l'equilibrio, precipitando al suolo da un'altezza di circa 5 metri. Il posto è relativamente isolato. Quando i vicini lo hanno visto a terra hanno subito allertato il 118. L'elisoccorso è atterrato sul campo accanto all'appezzamento in cui si è verificato l'infortunio, ripartendo verso il Cafoncello in codice rosso. Di lì a poco il 64enne è morto. Gravissimi traumi riportati al torace. Sul posto per i rilievi carabinieri, sgomento tra chi era abituato a vederlo ogni giorno al lavoro con la sua tuta verde nei campi. Ci vediamo tutti i giorni e sono rimasto un male perché mi sembra persino impossibile, ma è capitato. Sono cose che non vorresti mai sentire, ma capita. Uno che lavorava sempre, tutto spiano, giorno e notte, domenica e sempre.
non vi appase, era sempre vestito da lavoro e così è successo. Un dispiacere. Mamma mia, cioè per me qua, Olga come è stato, come purtroppo il destino non si sa dove mi aspetta. Morona era molto conosciuto a Candelù, abitava a ridosso della piazza in via Piavesella, lascia la moglie Iris e i 4 figli. Ci fermiamo pochi secondi di pubblicità, tra poco. TG del Veneto, ripartiamo con una notizia di cronaca giudiziaria. Avevano ricevuto un lascito milionario, badanti assolte dall'accusa di raggiro. Non c'è stato raggiro, l'anziana avrebbe elargito costosi regali e un lascito testamentario nella piena consapevolezza. 2 badanti e un'amministratrice di sostegno sono state assolte dalla pesante accusa di aver circuito un ricco ingegnere padovano deceduto a 99 anni. Il pubblico ministero aveva chiesto per loro 2 anni e 2 mesi e il pagamento di una multa, ma le 3 donne sono state assolte perché il fatto non sussiste. I costosi regali ricevuti, gioielli, pellicce e cospicui assegni sarebbero stati fatti quando l'anziano era lucido. Il 99enne è morto nel 2020, un familiare dopo il decesso aveva mosso dei sospetti sul comportamento delle 3 donne e aveva fatto un esposto in procura, da cui l'indagine per circonvenzione di incapace, un'accusa che però alla fine è caduta, tanto che tutte e 3 le collaboratrici sono state assolte. Andiamo a Venezia, una lettera, petizione firmata da più di 4.000 veneziani è stata inviata all'UNESCO perché inserisca la città nei siti del patrimonio mondiale in pericolo. Venezia oggi è investita sempre di più da masse di turisti che intasano cali, ponti e mezzi pubblici, mettendo a rischio l'incolumità delle persone, viene rilevato nella lettera. La monocultura turistica travolge le poche attività economiche ed artigianali che fanno rivivere il tessuto cittadino ridotto ormai a meno di 50.000 abitanti. Continuano ad aprire nuovi alberghi, nuovi negozi di cianfrusaglie per turisti, nuovi bar, mordi e fuggi, nuove concessioni di plateatici. Si legge. Il testo sottolinea poi che crescono degrado e piccola criminalità. E tutto questo è generato da una macchina del turismo lanciata senza controllo per ottenere in fretta grandi guadagni per pochi contro il bene comune e le persone che vogliono abitare la città. Questo è il contenuto della petizione. Primo passo ufficiale invece verso la Dunata degli Alpini 2024, firmato il contratto con cui la provincia di Vicenza concede in uso al comitato organizzativo lo splendido Palazzo Folco. E dopo aver ricevuto le chiavi della futura sede operativa, il presidente Maurizio Pinamonti ha effettuato un primo sopralluogo tra le sale affrescate del palazzo settecentesco. Parte così simbolicamente la marcia verso l'invasione pacifica di metà maggio. Gli uffici organizzativi saranno pronti ai primi di ottobre. Ed era questa la nostra ultima notizia, ci fermiamo, TG Veneto termina qui, siamo alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Si indebolisce l'anticiclone, lascerà parzialmente spazio ad una perturbazione atlantica che lambirà la nostra penisola, portando maggiore instabilità anche sul nostro territorio. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 14 settembre evidenzia un tempo via via più variabile. Cielo dapprima poco nuvoloso, a seguire probabili fasi di piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature in moderato calo, minime sui 13-20 gradi, massime tra 22 e 26 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo condizioni piuttosto incerte, con molte nubi e possibili piogge a carattere intermittente con pause localmente più soleggiate. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime sui 24-26 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità con tratti soleggiati e alcuni rovesci a carattere temporalesco. Temperature minime intorno ai 14-16 gradi, massime sui 26 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.
L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.